Da qualche tempo, con il migliorare delle condizioni meteorologiche, le forze dell'ordine hanno notato un aumento della domanda di stupefacenti, in particolare di quelli denominati leggeri, specialmente la marijuana, consumata principalmente da giovani e anche minorenni. I carabinieri hanno intensificato i controlli preventivi e lo sforzo ha dato i suoi frutti. L'operazione è partita tenendo sotto controllo il quarantenne di Campalto Guerino Nardone, che lavora saltuariamente come buttafuori in locali notturni e che per questo ha contatti col mondo giovanile. Abbiamo avuto indice di un aumento del consumo di sostanze stupefacenti in alcuni centri di aggregazione di giovani veneziani, per cui partendo da questa base siamo arrivati al principale fornitore della zona. I carabinieri hanno così vigilato la sua abitazione, dalla quale sono stati visti prima entrare e poi uscire il 43enne di Favaro Roberto Zennaro e il 24enne veneziano di Cannareggio Pietro Maria Frosi. Fermata la macchina sulla quale i due viaggiavano, all'interno sono stati trovati 500 grammi di marijuana. Subito dopo è stata perquisita l'abitazione del Nardone e sono saltati fuori altri 500 grammi di stupefacente, 2.500 euro in contanti e altro materiale utilizzato per lo spaccio dello stupefacente. Dei tre solo Zennaro aveva precedenti. Uno in particolare aveva qualche precedente specifico, un altro aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. In seguito una quarta persona è stata denunciata a piede libero. L'accusa nei confronti di tutti e quattro è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.